Il comandante del reparto operativo dei Carabinieri, tenente colonnello Rodrigo Micucci, dopo 3 anni di permanenza ad Agrigento, lascia oggi la città per essere destinato a un importante e prestigioso incarico di Stato Maggiore a Palermo. Il tenente colonnello Micucci vanta un'esperienza ultraventennale nell'Arma dei Carabinieri e proviene dalle file dell'Accademia Militare di Modena e nella sua carriera ha assolto molteplici e importanti incarichi operativi. Ad Agrigento il tenente colonnello Micucci, assolvendo all'incarico di comandante del reparto operativo, ha avuto la delicata responsabilità per tutto il territorio provinciale di coordinare lo svolgimento quotidiano delle più importanti attività operative e di indagine del nucleo investigativo posto alle sue dipendenze. Il suo contributo è stato infatti rilevante e determinante in tutti i più importanti successi informativi e investigativi dei carabinieri della provincia negli ultimi 3 anni. Una per tutti, l'elaborazione e l'esecuzione della nota operazione antimafia Montagna, per poi giungere all'istruzione dei dossier che hanno portato all'emissione dei più importanti provvedimenti di interdittiva antimafia a carico di note società e al commissariamento per infiltrazioni mafiose di alcuni comuni della provincia. All'ufficiale Rodrigo Micucci, particolarmente stimato per il suo stile pacato e professionale, oltre agli attestati di stima delle massime autorità provinciali, giunge stamani il più affettuoso ringraziamento da parte del colonnello Giovanni Pellegrino, comandante provinciale ad Agrigento, per la preziosa e generosa collaborazione da sempre offerta. Mi faceva piacere creare un momento di incontro con la stampa perché penso che tutti abbiamo potuto assaggiare la pacatezza, la professionalità, la lungimiranza del colonnello Micucci nel interpretare questo ruolo prezioso e strategico di comandante del reparto operativo del comando provinciale di Agrigento. Saluto oggi con affetto e un pizzico di commozione la città di Agrigento e il territorio della provincia. Un territorio caratterizzato da complesse dinamiche sia di criminalità comune che di criminalità organizzata. Sono molto orgoglioso di aver potuto dare il mio contributo per portare a termine numerose inchieste, numerose indagini che hanno avuto un esito proficuo e ringrazio molto il comandante provinciale per la fiducia che mi ha accordato sempre, i miei dipendenti, il personale del nucleo investigativo, del nucleo informativo e ovviamente anche tutte le altre autorità e gli appartenenti alle altre forze di polizia del territorio. Ringrazio anche la stampa per il contributo e come dire, la sua opera corretta con cui quotidianamente ho condiviso questa esperienza operativa, umana e professionale. Sicuramente l'attività investigativa più significativa è stata la nota Operazione Montagna, con cui sono stati disarticolati 2 mandamenti e circa 16 famiglie mafiose, e quindi che ha comportato anche la cattura di una 60ina di persone e il processo è ancora in corso, ma tutti quanti conosciamo la portata e l'importanza di questa operazione che ha coinvolto un po' tutto il territorio della provincia di Agrigento. Ma sicuramente è un territorio bellissimo che però deve, come dire, ancora può dare tanto, può crescere molto e quindi auguro alla città di Agrigento e a tutti gli agrigentini i migliori successi, insomma, per il futuro.